La mancanza d'acqua è una questione sempre più seria. La pochissima pioggia accaduta quest'inverno e nel primo scorcio di primavera prefigura una siccità peggiore di quella già eccezionale che aveva colpito nel 2022. A Portogruaro i 30 sindaci che fanno parte del territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 1140 km² a ridosso della fascia costiera compresa fra la laguna di Venezia e il Tagliamento, affrontano un tema che richiede politiche di lungo termine. Manca una governance che comprenda un po' tutti gli enti e di questo parlo le due regioni ovviamente e soprattutto una programmazione che abbia una visione che non sia a oggi, a un anno, a 10 anni, ma a 20, 30, 40, 50 anni. Accanto alla programmazione di interventi a lungo termine, però, occorrono anche azioni immediate. I fiumi e i corsi d'acqua, che concorrono alla gran parte dell'irrigazione delle culture, alla conservazione dell'ambiente e agli usi civili e industriali, sono a livelli preoccupanti. Siamo già partiti a sbarrare, a portare acqua irrigua nei territori, in modo che cominciamo già con un po' più di riserve, approfittando dell'acqua che ancora fluisce nei fiumi, in maniera che non vada completamente dispersa a mare. Ma queste azioni possono protrarsi per 20-30 giorni, quindi ogni 20 giorni ci dovremmo ritrovare a verificare cosa sta succedendo. La collocazione a valle del Veneto orientale poi richiede il rispetto del principio di equa ripartizione delle risorse nell'uso delle acque dei fiumi. Più in generale, la crisi idrica deve essere affrontata nell'ambito di una collaborazione ampia e costante. Faremo un ordine del giorno dei consigli comunali, assolutamente, e manderemo un documento alla Regione chiedendo appunto questo tavolo e penso che sia la cosa giusta, al di là ovviamente di tutte quelle volontà di l'utilizzo dell'acqua in modo etico e su questo ovviamente faremo una campagna di sensibilizzazione in tutti i cittadini della Venezia orientale.